Soluzione trovata. I bambini dell'Istituto Arcobaleno di Raffadali riprendono oggi l'attività didattica, ospitati tra i banchi di scuola del Rodari. L'edificio al momento è chiuso, a seguito della caduta di calcinacce di intonaco avvenuta qualche giorno fa. Sì, siamo stati costretti a chiudere l'edificio anche perché c'è stato, dopo il nostro immediato intervento, l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno ritenuto opportuno transennare l'area, chiuderla per il tempo necessario a fare i necessari accertamenti tecnici. Abbiamo immediatamente provveduto a trasferire gli alunni al plesso Rodari. Adesso, spiega il sindaco di Raffadali Giacomo Di Benedetto, i tecnici del comune sono al lavoro per ripristinare l'istituto arcobaleno, ma l'amministrazione sta lavorando per monitorare l'intera edilizia scolastica del territorio comunale. Abbiamo provveduto immediatamente a intervenire e stiamo vedendo qual è l'entità del problema che riguarda l'intero edificio scolastico, perché non possiamo fermarci all'incidente. Verificata tecnicamente la cosa, vedremo come e cosa potremo fare. Stiamo provvedendo a mettere mano a tutta la strutturazione, la struttura degli edifici scolastici del comune di Raffadali, avendo a cura quella che è l'istruzione e la cura dei bambini, che sono di primaria importanza negli obiettivi della nostra amministrazione. Devo dire che già per l'Istituto Rodari, in collaborazione con la scuola, abbiamo un finanziamento, il progetto esecutivo si sta facendo in questi giorni, un intervento di 350.000 euro per la messa in sicurezza, cambiare gli infissi, la realizzazione di nuovi spazi e la copertura del tetto. Analogo strumento finanziario con finanziamento del Ministero stiamo utilizzando per la scuola Galileo Galilei, con interventi sulla struttura, sugli infissi, sulla caldaia, e sono interventi che abbiamo e stiamo programmando in questi giorni, in queste settimane. Abbiamo in fase di realizzazione e di completamento l'esecutivo per la Garibaldi, con un impegno di finanziamento consistente da parte del Ministero. Ci dicono che siamo i primi in graduatoria, però vedremo se il Ministero comincia a erogare le somme per un intervento di consolidamento per 1.500.000 euro. Abbiamo appena finito e completato l'intera ristrutturazione dell'asilo nido comunale, con un intervento preesistente che abbiamo pensato di provveduto ad appaltare, a dare lavori ed averli consegnati in questi giorni. È un intervento nella stessa scuola che riguarda l'esterno, con un finanziamento che era andato perduto e che siamo riusciti a recuperare.